effettuato delle prime prove. Sì, è andata bene, devo dire la verità. Bello, c'è una bella energia, molto bello. Un'ottima impressione allora. Sì, 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 molto positiva, sarà una bella giornata. E dopo le varie esperienze che hai avuto in precedenza, questo è il culmine? Sì, io parto dal culmine perché io faccio l'avvocato, quindi diciamo che ho avuto esperienze 15 anni fa facendo classica napoletana nei locali di Napoli, quindi ho iniziato diciamo in questo modo, poi ho scelto la strada della professione di avvocato e adesso sono rientrato nella musica, spero diciamo alla grande, va, speriamo bene. Si concilia bene il mestiere di avvocato con quello di cantante? Assolutamente no, Non perché c'entra comunque niente. hai una tensione mentale, un'adrenalina che è diversa da quella dell'artista e del musicista che invece l'avvocato viene dal cervello, il musicista viene da dentro, è un'energia diversa, quindi devi iniziare a distinguere, a contemperare le due energie, diciamo, queste insomma. Quindi è una doppia anima. Complicata, eh? Va Doppia bene, anima, sì. sì. Hai anche fatto già un CD? Ho fatto un CD, costa Barbados, il problema è che manca un'etichetta, un produttore importante. Facciamo un appello. Quindi facciamo un appello, cercate un po' di... C'è il mare di Napoli, è greco anche, quindi cerchiamo di dare vita a questo disco in tutto il territorio nazionale. Grazie mille, in bocca.